Lo sapete perché a Napoli, nei confronti di una persona tirzia, avara, si dice... Chi sta una galletta che non si spogna? Ma che è sta galletta che non si spogna? Cari amici, la galletta è quel tipico pane biscottato impastato con pochissimo lievito e quindi conservabile per lungo tempo. Per questo motivo entrò a far parte delle razioni alimentari dei pescatori e dei militari, i quali per potersene nutrire usavano metterlo a mollo in acqua di fonte o addirittura in acqua di mare. In pratica, con questa operazione a Napoli detta di spugnatura, le gallette si ammorbidivano e potevano essere mangiate facilmente. E quindi il protagonista del nostro modo di dire è così duro di cuore ma anche di portafoglio che niente riuscirebbe ad ammorbidirlo. È proprio una galletta che non si spugna. Ma quanto è bello una